Allora, voglio sentire anche, però tanto abbiamo premesso tante belle cose che abbiamo messo sul fuoco. Parliamo dall'altra parte degli operativi, poi anche la parte politica. Lei è imprenditore, abbiamo chiarito che è imprenditore, non rientra quindi nelle fattispecie, però che cosa ne pensa di questo che sta succedendo? Tutte queste tutele che vengono fatte a livello nazionale dovrebbe servire a garantire al lavoratore, all'imprenditore, un mondo in cui lui potrebbe svolgere il suo lavoro tranquillamente. Ma ad oggi non è che assumendo una persona che ha un contratto più facile o più difficile io mi sento più tranquillo nell'assumerlo. Al momento l'unica tutela che dovrebbero farmi è sul credito, cosa che non c'è assolutamente ad oggi in uno strumento. Se uno vuole pagarmi, proprio non mi paga, non c'è verso, andiamo a oltranza su questo. Su dov'è che mi stanno aiutando un pochettino adesso? Che se uno vuole farsi... Lei è imprenditore settore manifatturiero? No, è artigianato. Si rientra... Sì, l'abbiamo fatto rientrare come produzione di servizi. Esatto. Io sono produzione, ho i contratti, i dipendenti che assumo sono in contratto o metalmeccanico o amministrativo, dipende chi ho. E quello che mi sta aiutando adesso è che perché mi trovo magari a fine anno la cliente che dice sono ancora con le trazioni dentro, comincio a cambiarmi i serramenti, faccio l'isolamento termico, cambio la caldaia, cambio il condizionatore. Allora questo pagamento che mi arriva come bonifico, ho detto almeno questo sono sicuro che mi paga. Con le trattenute. Attenzione, Con però le mi tolgono l'8%, sì. Cioè se io fatturo 1000 me ne arrivano 920. E tu dici, cazzo, è già 80 a parte. Lo split payment della veramente amministrazione. Così. Era il 10 una volta, poi l'hanno abbassato al 4, poi ho detto ma il 4 è troppo poco, portiamolo all'8. Sì, dipende da tipologia di Perché una roba che non è chiara è che io fatturi o che non fatturi, o che abbia reddito o che non ce l'abbia. Questo porta un credito IVA probabilmente. No, credito di no, prova a richiederlo credito IVA, poi mi dici quando, sì, quando sei... Teoricamente allora, infatti, quando dopo ci arriviamo anche sull'IVA. C'è un capoverso che poi l'ho studiato stanotte del discorso del Job Act dei lavoratori che è stupendo, che dice se io mi ammalo posso non pagare l'INPS. Infatti ho visto che possono Attenzione, sospenderlo vuol dire non vuol dire non pagarlo, vuol dire che dopo lo pago. Cioè se io pago 100 euro al mese posso spenderlo per 2 anni e faccio 2004 di che lo recuperi dopo? Finiti i 2 anni io pago i 100 più 40 perché devo recuperarlo. Ma non oltre 3 volte della tua sospensione. Quindi sui 100 cioè, se tu sospendi 2 anni puoi pagarlo in 6. Ok, no, come è complicato. Ma anche la maternità? Sospensione? No, la maternità è un altro contratto che... La maternità è continuare a lavorare. Allora, questo è su malattia. Mi permetto 2 cose. Il discorso, ecco, una cosa importante non è stata detta, è la certezza dell'incasso. Che sono 60 giorni entro il quale il lavoratore autonomo deve incassare i quattrini. Questa è una cosa non di poco conto. Questa. E il discorso della tutela della maternità, che la lavoratrice può continuare a lavorare ricevendo l'assegno d'INPS. Quindi ecco, okay, sono 2 cose secondo me interessanti. Ecco, no, per me mi interessa tanto per dirvi che al momento oggi se io voglio lavorare devo essere col DURC a posto. Io devo avere i contributi pagati a 3 mesi, perché se devo fare magari un appalto, un appalto qualsiasi, ogni 3 mesi devo produrre il DURC. Chiaro. Se devo avere una patente perché ho sull'uso dei gas o sulle saldature, ogni 2 anni vado a rinnovarla. Questo no, devi essere sicuro che ogni 3 mesi hai pagato i contributi, che non ti sa. Per una questione di responsabilità per chi ti paga. Ma è tutto un casino. L'accesso al credito com'è in questo momento? È un casino e diventerà sempre più un casino. Se ma non hai tanto... bisogno te le danno i soldi. No, allora, là comincia a essere anche un discorso più di esposizione bancaria. Dipende man mano che facciamo questi stress alle banche, dopo tutti gli stress che stiamo facendo adesso sulle banche, togliete i soldi. Fra 3 mesi ci repercuoteranno sugli imprenditori che si troveranno a avere meno cassa. Cioè, io vado a chiedere, però la banca non ce li ha fisicamente. Guarda, è vero, gli accantonamenti. In questi giorni è arrivata la lettera nella mia azienda, è arrivata la lettera da parte della nostra banca a cui lavoriamo, è una del Veneto, non faccio il nome, è arrivata una lettera dicendo guardate non portate allo sconto le fatture perché pur avendo non vendono nessun problema, anzi però non portatele perché hanno difficoltà, probabilmente l'hanno mandato tutti i clienti, cioè le aziende clienti, quindi una banca del Veneto, quelle chiacchierate, insomma per quello è opportuno ricreare un sistema delle banche di fiducia, perché se la gente va non porta via i soldi, poi alla fine ci rimettono le imprese, perché il problema è quello. No, ma se parlate di banche, scusatemi, ma io non ditemi no, ma io intervengo. No, interviene. No, non intervenire. È il mio quotidiano, io non so se faccio più il commercialista o faccio il consulente finanziario, e questa è la verità, perché
Poi su questo lavoro, parliamo del lavoro autonomo, tanto facciamo un esempio. Se dobbiamo creare queste tutte partite IVA, perché sono state create e ci sono ormai, che sono tanta gente che faceva lavoro subordinato che si è persa la partita continua a aumentare. Allora, o che è uscita dal mondo del lavoro perché sì, è stata una riduzione. O il sistema finanziario a questo punto venga regolato da una norma di Stato, deve assolutamente fare o il microcredito, che ne parlano tanto, fanno pubblicità a queste banche, ma ma poi non si fa, ci stanno prendendo in giro, questo è chiaro, no? Non è che noi però tutti siamo stupidi. Non lo stanno facendo. Questa è la realtà. Allora, se io, lavoratore autonomo, che mi apro una partita IVA e ti vengo a chiedere 10.000 euro per poter iniziare e tu non me li dai perché non ho il papà, la zia, la nonna, i contanti in conto corrente, mettono le firme, ma allora scusi, dove vuole andare il paese? Dove vogliamo andare? Se per 10.000 euro una banca non rischia, ma se sono diventate SPA e hanno il rischio di SPA, allora le statalizziamo di nuovo, almeno forse, essendo statali, magari qualcosa in più elargiscono. Se adesso stringono ancora più i cordoni, perché di liquidità ne hanno, non possono avere liquidità le banche, ne hanno la liquidità, perché hanno col quantitative easing gli hanno rastrellato tutti i titoli che avevano in corpo, in pancia di Stato. No, con quei soldi loro ci guadagnano soldi, questa è la verità, perché loro in overnight girano carte e guadagnano soldi. Io ho parlato con un direttore generale, in 3 mesi, una banchetta piccola, non posso dirvi cosa ha guadagnato, le chiamano negoziazioni, ma sono transazioni finanziarie che non possono fare gli istituti di diritto ordinario, ecco, se no mi aprono una finanziaria. Okay, ma perché una banca, visto che lei ha lavorato dentro, è esperto, perché una banca non dà i quattrini? Mi spiego, non li dà perché non ha la garanzia, che sappiamo, può essere anche perché non è in grado di valutare la progettualità che viene portata, le start-up, l'innovazione? Allora, può essere questo? Sono veramente d'accordo su questo. Il problema è che probabilmente hanno delle direttive per concedere i finanziamenti e quant'altro. No, ma anche interne secondo me, perché vuole che io come istituto bancario non dia 10-20 mila euro di credito a uno che sta aprendo, però giustamente non lo conosco, non ha nulla, non lo si fa. E ecco, allora bisognerebbe creare una banca con fondi di tutte le banche o statali o quant'altri, dei fondi per le micro Io facevo l'esempio l'altra sera, martedì scorso, una persona che conosco aveva un bel progetto, una start-up, in Italia non trovava nessuna banca disponibile, è andato in Inghilterra e ha trovato la banca in grado di valutare il progetto. Ma perché c'è una merchant poche cose, ma è partito. Sì, è vero, mi ha dato la risposta. Hanno un altro approccio. Comunque adesso, per la carità, è vero, il problema questo qua è reale, però a me è capitato invece il fatto che non abbiamo problemi di affidamento delle banche, ma chi c'ha scritto una banca ci ha scritto: guardate, questo mese qua non portateci allo sconto all'anticipo delle banche che sono perché probabilmente è una di quelle banche, insomma, che sono in fase di trasformazione, abbiamo capito quali sono. Ma voglio dire, adesso nei bandi prossimi dei fondi strutturali del POR ci sono anche per le start-up, so che stanno uscendo dei bandi fra poco che permettono di dare queste garanzie poi a chi vuole avviare un'attività. Chiaro che lì poi ce ne sono per cento. Consigliere, specifichiamo cos'è il POR. Allora, il POR è uno strumento di pianificazione, cioè meglio di erogazione di fondi della comunità europei tramite le regioni nell'ambito delle attività imprenditoriali. Quindi disciplinato a livello veneto. Quindi ci sono esattamente le regioni disciplinano, quindi ci sono dei bandi che rivolti soprattutto anche alle start-up e ai giovani. Uno per accedere dove deve rivelare. Poi ci sono tramite, di solito sono tramite la giunta fa questi bandi, poi vengono gestiti da Veneto Sviluppo che sono sotto forma, buona parte, solo di quelli prossimi bandi che dovranno uscire, sono soprattutto prestiti, diciamo, a rotazione, cioè tasso zero, però ci sono anche di conto capitale, ecco, se arriva fino a 80.000 euro, insomma, però invito insomma, a informarsi, sarà questa prossima primavera che mi sono formato per la talità con il dirigente l'altro ieri, quando è che stanno uscendo, perché qualcuno mi chiede, anche delle persone che trovo per strada, stanno per uscire, comunque ci saranno in primavera, su uno dei buoni progetti, stia attento che sarà in questione del mese 2 e questi bandi saranno aperti. Onorevole Negro, deve aggiungere qualcosa, cioè, anzi commentare quanto è stato detto? Sulle banche dico che trovano la scusa di Basilea 3 oggi, perché se pensiamo quando vai a chiedere loro dicono perché dobbiamo avere il capitale di copertura, in realtà lo sappiamo benissimo, ha ragione il commercialista quando sovviene dicendo che probabilmente a livello politico della banca stessa l'obiettivo è un altro, è quello di attualmente ottimizzare le risorse che hanno con altri fini.
drammatico è che delle ottime aziende nostre, non trovando credito, lasciano a casa i dipendenti. Noi ci troviamo con questa realtà, con aziende che hanno un sacco di ordini e che non riescono a far fronte per l'acquisto delle materie prime e coi tempi di pagamento. Dico anche che una delle cause comunque è sempre la pubblica amministrazione, perché se pensiamo come i comuni adesso hanno tolto il patto di stabilità, che era l'annoso problema che avevamo, ma si presenta il problema del pareggio di bilancio. Pertanto è un cane che si morde la coda. Si vedranno fra pochi mesi chi è riuscito ad amministrare e a far quadrare i bilanci e quindi riesce a pagare l'artigiano, riesce a pagare l'azienda che gli fa le prestazioni, e chi non riesce, perché ci troveremo in questa situazione e quindi ci troveremo pubbliche amministrazioni che sono insolventi rispetto al privato, perché questa è la situazione. Questo è gravissimo, perché mette in difficoltà. E prima, quando pensavo alla fatturazione elettronica, pensavo perché ci troviamo ad esempio che a fine anno la pubblica amministrazione dal 15 dicembre al 15 di gennaio non può pagare. Bene, un privato emette la fattura e noi abbiamo l'obbligo di pagarlo in 30 giorni, se abbiamo la banca chiusa e se il sistema finanziario non funziona. Consigliere, due cose concrete che lei farebbe in questa direzione. Io sarei molto... allora, noi creiamo burocrazia per non far vedere i problemi che abbiamo. Le dico di più, a noi come pubbliche amministrazioni hanno vietato l'assunzione di dipendenti. Se guardiamo da un'altra parte d'Italia ci sono 7 volte i dipendenti di oggi. Hanno lo stesso problema che aveva il signore prima, che diceva dobbiamo stare davanti al terminale per rispondere a delle procedure ore, ce l'ha anche la pubblica amministrazione. Quindi cosa farebbe? Regolamenterebbe mobilità? Cosa farebbe? Glielo dico, sì. Noi abbiamo le risorse per far partire, abbiamo dei soldi bloccati, abbiamo delle risorse bloccate che non vanno in pareggio di bilancio, perché se le abbiamo già in cassa non possiamo pensare che tanto entra, tanto esce, perché se ce li abbiamo non possono entrare, ci sono. Allora dico, in un momento di crisi un buon padre di famiglia cosa fa? Fa un bilancio in pareggio e quello che ha lo investe, se è un buon padre di famiglia, di una nazione sto parlando. No, e non va a investire risorse per mantenere la burocrazia. E quindi? E quindi io sburocratizzerei in maniera più assoluta. Le dico di più, guardi, sto seguendo un'azienda che investe nel nostro territorio 58 milioni di euro, ok? Per avere un parere, per poter investire, ha 60 pareri da portare a casa. Mamma mia. Le par possibile, e le dico anche un'altra cosa, la stessa azienda investe in un'altra parte d'Italia, ha già vinto 4 ricorsi al TAR e ancora non gli danno la concessione edilizia. E par normale? Ma per togliere la burocrazia c'è un solo modo, bisogna meno pubblico, perché la burocrazia si autoreferenzia, si autocrea. C'è un ufficio per dimostrare di servire, di essere utile a qualcosa, tende ad incrementare una legge quasi fisica. Io sono dell'opinione che dobbiamo fare uno Stato leggero e continuo a dirlo, dobbiamo cominciare a pulire a vari livelli. Ci sono posizioni che vengono meno. Siccome io so che il Presidente di Confrontamissione deve lasciarci, noi andiamo in pubblicità. Prima di salutarlo, deve aggiungere qualcosa di importante per la comprensione del tutto. Ovviamente, legandomi a quanto è stato detto proprio adesso, è evidente che la burocrazia è un elemento che ci frena molto, ci condiziona molto ed è un costo notevole. Devo dire che le partite IVA cosiddette subiscono, sì, che i professionisti subiscono perché lavorano per la pubblica amministrazione, ma poi di conseguenza devono scaricare sull'imprenditore questi costi, perché anche noi abbiamo i dipendenti che a fine mese pretendono... Quindi, Presidente, è un vantaggio anche un po', diciamo, la burocrazia per i No, assolutamente, no? Assolutamente. In fondo è lavoro, no? No, ecco, c'è questa convinzione che la burocrazia serve ai professionisti, non è vero? Noi che siamo i primi a chiedere la semplificazione. Senza dubbio. Chiaro, no? Allora, solo questo, siccome siamo in una fase di iter poi per quanto riguarda il decreto, dal punto di vista fiscale, perché noi abbiamo avuto tante pressioni dei nostri telespettatori che hanno parlato dell'aspetto fiscale di cui non è stato toccato minimamente, perché oltre il 60%, poi il commercialista ci aiuterà, è una cosa spaventosa. Voi state facendo qualcosa, perché sembra che interessi più a tutti quanti, al di là delle tutele interessa meno soldi in fisco, ma quello non verrà toccato perché abbiamo capito che non... Purtroppo è così, conferma, quindi lo conferma
conferma ufficiale. Come pareggi il bilancio? Ecco, perfetto. Allora, detto questo, va bene, noi la ringraziamo. Andiamo in pubblicità rapidissimi, il Presidente ci deve lasciare, e però noi torniamo naturalmente con voi tra poco.